nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Oh, love came just in time. You found me just Buonasera in time. ai telespettatori di Televenezia. In questa puntata dal titolo Pianificare Venezia per le generazioni che verranno abbiamo con noi un urbanista, un ospite che si chiama Alessandro Calzavara ed è un professionista esperto in pianificazione territoriale e ambientale con una lunga esperienza sia a livello locale che internazionale. Con Alessandro Calzavara, il dottor Calzavara, parleremo di come si costruisce il futuro delle città, e in particolare di Venezia, attraverso lo studio del territorio, l'ascolto delle comunità e l'utilizzo degli strumenti più innovativi. Venezia è una città che affascina il mondo, ma che ha bisogno di visione e coraggio per affrontare le sfide del presente. Proveremo quindi a capire insieme a lui da dove partire e quali sono gli errori da non ripetere. Ma prima di entrare nell'essenza di questa puntata, chiedo al dottor Calzavara come sei approdato agli studi sull'urbanistica da giovane, come ti sei approcciato, come è stato l'inizio della tua carriera professionale? Diciamo che l'attenzione al territorio c'è sempre stata, da camminatore, giovane camminatore, per cui questa mi ha permesso di cogliere la complessità della cosa, di come un territorio si muove, di come si trasforma, certo, di come costruisce un paesaggio, di come sono le interrelazioni tra un ambiente, per cui paesaggio, territorio e ambiente sono sempre stati, diciamo così, tra i miei interessi. Ma soprattutto quello che cercavo in una facoltà e poi in una professione era la multidisciplinarietà, cioè fondamentalmente è un po' la sintesi, cioè certo, il momento in cui tu trasformi, manipoli, articoli appunto un territorio, hai una sintesi di tante discipline, hai una sintesi di tanti interessi, una sintesi, è un'azione collettiva, diciamo così, e la cosa mi ha sempre affascinato. Ti sei laureato in pianificazione territoriale e urbanistica allo UAV di Venezia e hai seguito un corso di perfezionamento in l'uomo e l'ambiente e poi un master in europrogettazione. E quindi queste tappe formative hanno influenzato la tua carriera, in particolare su una città come Venezia. Com'è stato, diciamo, il divenire di questi approfondimenti? Beh, è più o meno la storia di Venezia, cioè nel senso che la pianificazione territoriale, la pianificazione del territorio ha sempre avuto, anche prima della Serenissima, un'importanza terrificante, diciamo così, un'attenzione terribile, la gestione dell'acqua, la gestione della terra, l'opponersi elemento ad elemento, eccetera, eccetera. E così come l'attenzione, Venezia è una città internazionale e da qui la necessità di dire ti poni a un livello diverso e quindi l'attenzione all'europrogettazione e alla progettazione di strumenti più complessi e di più alto livello. E così come, appunto, ovvio, il nostro patrimonio ambientale è gigantesco e quindi come tale non poteva in qualche maniera influire sulla mia attenzione. Diciamo che da Venezia ho ricevuto tutti gli stimoli che erano necessari appunto per la mia formazione, appunto. Mancherebbe l'ultimo, ovvero sia il digitale, e da questo punto di vista c'è ancora parecchio da fare nel nostro territorio. Certo, tanti stimoli che ti hanno poi portato ovviamente al corso universitario, le varie specializzazioni e master e quindi poi ad applicarli direttamente nella tua professione. Venezia sappiamo che è una città fragile ma anche un laboratorio ideale, questo si è capito anche dalla tua introduzione, è un laboratorio ideale per chi si occupa di pianificazione. Come hai vissuto nella tua esperienza professionale il confronto quotidiano con la specificità della laguna e il tessuto urbano veneziano? Perché è una città particolarissima e per cui è anche di interesse ai nostri telespettatori capire questo aspetto. Cioè, no, per dire il vero, ho sempre pensato che non ci sia una città
diversa dalle altre, cioè tutte sono diverse, certo, fondamentalmente. Anche quello, l'attenzione che dicevamo, appunto si parlava prima dell'acqua alta e così via, cioè abbiamo un territorio che ha un dissesto, quello italiano, idrogeologico gigantesco, che ha problemi di frane, che ha problemi appunto di rapporto con le aree costiere, quindi come tale ogni città è peculiare e ha delle sue caratteristiche. Venezia però ha un livello di complessità molto elevato, appunto, che è dato in primis dalla gestione di un patrimonio culturale gigantesco, ovviamente, da un sistema lagunare che è un sistema in disequilibrio per sua natura, cioè fin dall'epoca veneziana questo è garantito, è un elemento che naturalmente è in continua evoluzione e porta ovviamente all'estinzione appunto della laguna stessa, e invece il mantenimento della laguna come tale richiede la ottemperazione di una marea di fattori che riguardano quelli produttivi, quelli sociali, quelli economici e così via. Una terraferma che è continuamente alla ricerca della sua identità, no? Appunto, e una Marghera che ha caratteristiche interessantissime sia dal punto di vista insediativo sia dal punto di vista produttivo, che però fin dagli anni 20 nella sua formazione ha comportato dei piccoli problemi. Venezia, tra virgolette, proprio per la sua internazionalizzazione, passa da un momento di faro culturale a un momento in cui subisce le dinamiche globali, cioè fondamentalmente non è più in grado di gestire quelle che sono le sue trasformazioni, per cui la grande industria petrolifera da una parte, la grande industria turistica dall'altra, la grande attività legata alle connessioni di trasporti che sono sempre alloctoni, cioè nel senso che sono origine e destinazione ma non direttamente all'interno del territorio e così via. Quindi è veramente un nodo di complessità proprio per il suo patrimonio culturale, che non è solo il coacervo dei suoi monumenti, certamente meravigliosi, ma proprio della gestione della propria immagine, no? Venezia è un'immagine certo, che è certamente superiore a quella che è la sua dimensione, appunto, e quindi deve continuamente cercare di giocare un ruolo che dimensionalmente non potrebbe avere. È una bella riflessione questa che hai fatto e che ci porta alla prossima domanda. Diciamo, quando si parla della città di Venezia si pensa al turismo e alla sua, diciamo, ricchezza culturale, ma poi, come tu bene hai detto, c'è una città industriale che si affaccia sulla laguna, una città di terra che è Mestre con tutte le sue complessità e i suoi problemi, e per cui è una realtà sicuramente dalle mille sfaccettature anche difficile da amministrare, da governare. La pianificazione oggi non può più prescindere dal tema ambientale e dalla sostenibilità, temi che tu hai professionalmente affrontato nel corso della tua lunga carriera sotto tantissimi punti di vista. Come sono cambiati nel tempo gli approcci, gli strumenti di lavoro rispetto a quando hai iniziato? La valutazione di quelle che sono le conseguenze di una trasformazione appunto sull'ambiente è un po' il leitmotiv di tutto il mio interesse, appunto fin dall'inizio. Credo di essere stato uno dei primi che ha cominciato a fare valutazioni di impatto ambientale anche in assenza di una legge, appunto per la Regione Veneto, per alcune attività, appunto attività produttive, per cui ci si rivolgeva a esperienze internazionali, metodologie svizzere applicate appunto in ambiente inglese e così via. Ed è sicuramente uno degli elementi, diciamo così, di maggiore complessità, proprio da tutti i punti di vista. Purtroppo, malgrado sia un tema che si è sviluppato, non esiste strumento attualmente che non abbia una valutazione di impatto ambientale, una valutazione ambientale strategica, che non abbia una valutazione di incidenza ambientale, appunto, con una proliferazione di norme gigantesca, cioè un gigantismo normativo anche in questo campo, che è, paradossalmente è uno dei problemi stessi della valutazione. Però non è cambiato molto l'atteggiamento, cioè l'atteggiamento, malgrado l'imposizione di questi termini dal punto di vista culturale e normativo, rimane sempre giustificazionista. Cioè cosa vuol dire? Prima ho l'azione, ho l'intervento, la proposizione e poi ho l'attenzione alla produzione di questi strumenti che sono dei
momenti di giustificazione della trasformazione che voglio avere. Il massimo del risultato è una mitigazione del danno. Il problema invece è che questi strumenti devono essere a priori rispetto alla trasformazione, dovrebbe essere un sistema di valutazione che indirizza le trasformazioni, altrimenti, ripeto, è solo un cerotto che si mette certo. su un eventuale danno e non è un ambiente. E molto spesso parliamo di sostenibilità e parliamo delle 3 colonne: ambientale, sociale, economica, no? Ma ci dimentichiamo sempre di una quarta, che invece, se fossimo in un'azienda, sarebbe la prima delle 4, cioè la governance. Cioè, la governance aziendale è il primo elemento di sostenibilità e deve dialogare continuamente con gli altri 3 elementi, che sono quello economico, sociale ed ambientale. E anche questo, tra virgolette, dovrebbe essere considerato importante dal punto di vista amministrativo. È un prius rispetto certo. all'attività. Hai collaborato con enti pubblici, istituzioni locali e strutture di consulenza. Come giudichi oggi il dialogo tra pubblica amministrazione e progettazione? Venezia è una città che ascolta chi lavora sul territorio? È una domanda un po' complicata, ma interessante. Sì, molto complicata. Tutti gli strumenti di pianificazione hanno una forma prevista già di partecipazione. Come dicevamo prima, purtroppo molto spesso questo tipo di partecipazione è diciamo, codificata ed rientra in un ambito di un alveo molto limitato. Sì. Il dialogo tra l'amministrazione sul piano e gli operatori è particolarmente codificato e quindi come tale ci si comporta con atteggiamenti che sono già sbagliati di base, cioè si carica questa fase partecipativa, che è sempre postuma, appunto, non di un dialogo costruttivo, ma di genere di opposizioni, di contrapposizioni. È un po' un vizio italiano, cioè quello del calcio, no? Il manicheismo, la tifoseria Inter Milan, eccetera, eccetera. Invece in quello che è in un dialogo costruttivo bisognerebbe riportare quello che è un paradigma hegeliano, chiedo scusa, cioè ho una tesi, un'antitesi e arriva a una sintesi, certo. Che non è mai un compromesso, è un'altra cosa. Questo livello di partecipazione non è appunto sempre garantito. Tu hai molto spesso dei rapporti con player singoli che possono essere molto difficili e molto appunto compromettenti. Hai un bruttissimo rapporto con quelle che sono le componenti sociali, proprio perché il dialogo è avvelenato alla base invece, e quindi ci troviamo di fronte a un dialogo che è poco arricchente, che è poco costruttivo. Invece dovrebbe essere molto collaborativo da questo punto di vista. Italo Calvino diceva quella cosa il più grande urbanista della storia. Certo. Nelle città invisibili diceva: di una città quello che ammiri non sono le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà ai bisogni di un cittadino, di chi la frequenta. E quindi questo dice molto sulla capacità di dialogo che dovrebbe essere appunto costruita, dovrebbe esserci un ufficio permanente, diciamo così, e risponde a una delle esigenze delle 4 colonne della sostenibilità, il rapporto col sociale, che diventa importantissimo, che il sociale attiva la parte economica appunto, e quindi come tale deve coordinarsi all'interno di una struttura ambientale che è un contenitore all'interno del quale non ci si può muovere in maniera del tutto libera. Come urbanista con una lunga carriera emerge in questa prima parte dell'intervista, emergono 2 criticità sostanzialmente, un eccesso di burocrazia e una povertà o mancanza di dialogo, o meglio un dialogo, come dicevi, tra tifoserie, quindi un dialogo in opposizione e mai o poche volte costruttivo. Nel tuo percorso hai anche contribuito alla redazione di piani strategici e strumenti urbanistici. Quanto pesa oggi la visione strategica rispetto alla semplice gestione dell'ordinario? E Venezia, secondo te, ha una visione di lungo periodo in questa fase storica? L'ha avuta nel passato, ma oggi? Assolutamente no, ma non è un problema di Venezia, è un problema, diciamo così, molto diffuso.
Allora, ci siamo mossi verso strutture sempre più complesse, in parole povere. Venezia, regione, Stato, Comunità Europea, mondo, appunto, hanno sistemi relazionali sempre più interconnessi e sempre più complicati. E da qui la necessità di avere per forza una visione strategica dei fatti, ovvero sia riuscire ad avere uno scenario di riferimento verso cui andare. Non è un'esigenza amministrativista, io vedo, lavorando appunto anche con grosse aziende, un insegnamento più grande che ho avuto in quest'ultimo periodo è di una grande fondo immobiliare, quella dice: dottore, io lo so quali sono le leggi adesso, a me interessano le leggi che verranno fuori nel 2050. Perché? Perché il mio investimento dura 50-70 anni, certo, e deve essere sostenibile, ritorno alla parola, anche nel prossimo futuro. Io sono rimasto un po' basito, in effetti, cioè, perché non me l'aspettavo appunto da fondi immobiliari che gestiscono grandi quantità appunto di denaro sui scenari internazionali, prendere una lezione molto importante. E quindi la pianificazione strategica è sempre stata un'esigenza anche dal punto di vista urbanistico, la divisione tra il PAT, che è il piano d'assetto del territorio a livello comunale, e il PI, che è quello operativo, doveva essere una svolta culturale clamorosa, e invece si sta pensando di ritornare indietro. Ci si muove a vista, no? E questo si dice per la velocità, no, è qui l'errore. Proprio perché tu devi dare risposte veloci, devi avere un sistema valutativo consistente. All'altezza. E questo te lo dà un master plan, questo te lo dà appunto la visione strategica, che immediatamente ti permette di dare una risposta rapida, sì, no, e questo velocizza e semplifica la parte burocratica, cioè la semplifica notevolmente, invece di richiederti continuamente delle verifiche, no, se io ho una verifica già a monte con un sistema valutativo ben articolato e congegnato, riesco a essere anche all'altezza dei tempi. È terribile questo, cioè una delle cose, ho avuto anche un'esperienza amministrativa, ma una delle cose che mi ero posto come obiettivo era, allora si chiamava concessione, appunto, perché aspettare 6, 7, 8, 9 mesi, cioè tra 9 mesi e 12 mesi è cambiato completamente lo scenario, no? Appunto, e quindi come tale non possiamo andare. E pensavo che la democrazia fosse: tu mi chiedi, io ti rispondo, e quindi la necessità di pensare sistemi amministrativi, tecnici, appunto anche di organizzazione di ufficio, che possono dare risposte immediate. E ritengo che se una volta era un problema democratico, adesso è anche un problema socio-economico, cioè nel senso, gli scenari. Il nostro amico Trump ci ha abituato a un'instabilità certo. un po' troppo veloce, ma comunque è quello lo scenario di riferimento ormai. Nel raccontare la tua carriera professionale abbiamo anche precisato che hai fatto tra le varie specializzazioni anche un master in europrogettazione. Parlando di strumenti quindi europei, hai maturato specifiche competenze nell'ambito della progettazione comunitaria, e quindi Venezia, diciamo, secondo te la città riesce a intercettare davvero le opportunità offerte dall'Europa o magari ne perde qualcuna o rischia di rimanere indietro? Sì, riesce, perché ha un brand molto forte, cioè ovviamente ci troviamo in presenza di una immagine globale che si impone anche dal punto di vista culturale, oltre che sociale, storico. Venezia è uno dei pochi luoghi che fa parte della cultura di tutte le masse, appunto, per cui è una città riconoscibile e quindi gode di un prestigio, quindi riesce a intercettare queste risorse. Il problema che si pone a Venezia, ma non solo, appunto, è quello di dire: queste risorse sono un fine o un mezzo? Certo. Cioè, tutta la strutturazione comunitaria è fatta nel pensare ad investimenti che possono avere delle ricadute, ovvero sia che riescano a creare un effetto rebound, di diffusione, di dispersione, di buone pratiche, di buone intenzioni, riusciamo a fare questo? Questo no. Cioè io vedo ancora la finalizzazione alla vecchia struttura, diciamo così, italiana, cioè
cerco il finanziamento, ho una legge speciale che sarebbe interessante, che è interessante perché è una forma di adattamento alla specificità dei luoghi, che non abbiamo più adesso, oppure stiamo cercando di ricostruirla, e chi mi dà un finanziamento che mi deve fare un'opera, sì, ma quest'opera che tipo di ricadute ha? Deve diventare un moltiplicatore di risorse e valorizzazione di specificità. Questo purtroppo facciamo ancora fatica a capirlo. E apro una parentesi, è purtroppo un atteggiamento che abbiamo nei confronti della Comunità Europea. La trasformazione l'accusiamo di burocrazia, però se io ogni volta ho dei problemi nell'applicazione di leggi, nelle leggi italiane, vado a leggermi la legislazione europea, che è molto più chiara di quella italiana. Ciò vuol dire che c'è un problema di traduzione. Se io vedo quelle strategie, lei non mi dà soldi per un'opera, mi dà soldi per una strategia. Io riesco a implementare quella strategia. Forse questo non l'abbiamo neanche ancora capito e ci manca questo piccolo passettino. Ed è un limite sicuramente di sistema, del nostro sistema italiano questo, proprio dell'incapacità di capire che al di là della norma ci sono anche procedure che devono seguire degli standard che sono ormai codificati e che se non si seguono non possono portare risorse al nostro sistema. Negli ultimi anni parole come resilienza e transizione ecologica sono entrate nel linguaggio anche della pianificazione, nel linguaggio ovviamente anche del tuo mondo, del mondo degli urbanisti. Quanto c'è di concreto, secondo te, alla luce della tua lunghissima esperienza professionale, dietro questi termini? Come si possono tradurre in scelte efficaci per un territorio come il nostro, come quello della città metropolitana, appunto, che ci riguarda? È un problema. Quando un termine diventa di così largo e diffuso utilizzo, uno dei rischi fondamentali è quello della banalizzazione. È un po' il problema di Venezia, la parola Venezia e la sua banalizzazione, è un po' il problema della resilienza, certo, e appunto della cosa. Cioè, questa è una prima riflessione. Una seconda riflessione è quella di dire, uno dei principi fondamentali di filosofia della scienza è: se una cosa non ha il suo posto vuol dire che non esiste. Io non ho mai visto un piano che abbia come obiettivo la distruzione dell'ambiente, la cementificazione e così via. Ciò vuol dire che se è certamente entrata nel linguaggio, probabilmente non abbiamo neanche ancora un'assimilazione di questo concetto. Ed è un concetto estremamente importante da valutare. E i fondamenti su cui si basa sono fondamenti di una progettazione ambientale che ha fondamenti ecologici che non sono contraddittori rispetto a quelli economici. È una falsa contrapposizione, anche nel termine ecologia e economia sono la stessa cosa, una è una razionalità, l'altra è la trasformazione della razionalità, ma della gestione della casa. Finché non si entra in questa ottica, cioè che quella della valutazione della resilienza, appunto, della sostenibilità come prassi, siamo condannati veramente a un futuro malvagio. Gli ultimi dati dell'IPCC sono abbastanza drammatici, cioè nel senso che gli scenari ambientali, scenari appunto climatici che stanno alterandosi, certamente si alterano, ma il problema è l'inerzia di questi, cioè anche se smettessimo domani di attivare qualsiasi attività economica avremo un effetto scia di 50, deriva di 50 anni e quindi necessita di il MOSE sembra essere ormai più insufficiente appunto per le prospettive a lungo periodo e quindi da qui la necessità di attivare un altro tipo di riflessione, cioè quali sono, perché devo cominciare adesso? Perché ovviamente, come dimostra il MOSE, 40 anni, cioè mi trovo di fronte a una diciamo così, struttura tecnico-politica o sociale, chiamala come vuoi appunto, a seconda dei diversi atteggiamenti che può avere, che non è in grado di reagire subito e quindi come tale ha tempi di maturazione talmente lunghi che probabilmente quando si attiveranno appunto sarà troppo tardi e quindi rincorrere continuamente quella che è
appunto l'emergenza può essere un problema. Insomma, concetti importantissimi da rivalutare e non da utilizzare, perché c'è una forma di banalizzazione da entrambe, certo, da entrambi gli aspetti, cioè chi li usa come una bandiera e chi invece li usa per... probabilmente questi due atteggiamenti dovrebbero avere un momento di dialogo per arrivare a una sintesi un po' più ragionevole. Sono parole molto, molto importanti e anche una riflessione molto profonda quella che hai fatto, anche alla luce della tua lunga esperienza. Hai guidato l'Associazione Nazionale degli Urbanisti, contribuendo quindi al dibattito sul futuro delle città, quindi un compito anche etico non indifferente. Qual è secondo te il ruolo oggi del pianificatore nelle trasformazioni urbane? Perché il grande pubblico naturalmente conosce gli ingegneri, l'ordine degli ingegneri, conosce gli architetti, l'ordine degli architetti, conosce la figura del geometra, oggi geometra laureato. La figura dell'urbanista rimane a volte sullo sfondo, non appare con evidenza, eppure lo IUAV ha laureato fior di urbanisti che hanno grandi responsabilità, hanno avuto e hanno grandi responsabilità nella appunto progettazione. È un problema, siamo molto pochi ovviamente, per fortuna, appunto anche perché questo ha permesso non solo nella mia fase diciamo così di formazione, ma anche adesso un contatto estremamente diretto con tutti i professori. Insomma, l'Università di Venezia, il corso di laurea voluto da Stengo, la cui opera rimane assolutamente incompresa, basti pensare al concetto di pianificazione continua. Invece noi abbiamo dirottato questo e si fa il piano, interessa solo fare il piano, che è un piano di carta, lo chiamo io, e quindi improvvisamente ci siamo trasformati in produttori di carta, non in produttori di trasformazione. Mentre l'ufficio, lui pensava sempre, ogni volta che andava a fare un piano, costruire l'ufficio di piano, ed esisteva questa capacità di dialogo appunto con l'amministrazione, con la gente, esisteva un gruppo di progettazione dove lui era più o meno un moderatore, oltre che un tecnico estremamente preparato. Questa visione purtroppo non si è sviluppata, o meglio, si è sviluppata molto lentamente. Il pianificatore molto spesso, a causa anche del fatto che nasce da architettura, in alcuni casi ingegneria, in alcuni stati, se andiamo in Svizzera o in Austria, è una branca di ingegneria, è un'altra cosa appunto come indicazione, ma nella Russia stessa appunto. Ha un altro scopo, non ha uno scopo edilizio ed è più attento proprio al territorio, infatti proprio quando mi laureo io cambia il nome da urbanistica a pianificazione territoriale e urbanistica. E paradossalmente tutto il nostro processo normativo ci ha portato ad avere una grande norma sul procedimento edilizio e essere poveri invece sul resto del territorio, ma per esempio il territorio agricolo è uno degli elementi che occupa più spazio e quindi in teoria dovrebbe essere più gestito, ma non abbiamo armi. E questa evoluzione è molto lenta purtroppo e non si capisce ancora che la pianificazione non ha niente a che fare con l'edilizia, specialmente in questo momento in cui da una parte la necessità di consumare meno suolo, dall'altra parte il calare ovviamente la domanda edilizia, dovrebbe portarci ad avere attenzione, gioco forza verso altri elementi, ma era la nostra mission, tra virgolette, e questo. Uno dei complimenti più belli che ho avuto è stato quando abbiamo fatto una pianificazione di un piccolissimo comune nella montagna lombarda, e andiamo, solita cosa, con la provincia per la validazione, dice, ma questo non sembra un piano urbanistico. Ma grazie, probabilmente abbiamo raggiunto lo scopo se è comprensibile questo. Il problema è, ritornando sull'ipotesi barca, eccetera, eccetera, la valorizzazione delle aree interne, che altrimenti sono spopolate, non presidiate e con risorse non attivate, quindi perse, mentre la storia italiana è una storia anche, se non soprattutto, di aree interne, che hanno
un patrimonio, io lo chiamo biodiversità, appunto perché anche questi fanno parte appunto della biodiversità, è gigantesco e che appunto ha capacità che sono certamente sottoutilizzate e possono portare invece a sviluppi molto interessanti. Quindi attenzione, la pianificazione per un certo periodo è stata un po' troppo appiattita nei confronti della trasformazione edilizia, non è quello, è un'altra cosa. E abbiamo bisogno di pianificazione strategica, abbiamo bisogno di costruire scenari, noi siamo grandi costruttori di scenari, niente altro. È questa riflessione che hai fatto mi fa riflettere su molti aspetti, uno in particolare sul richiamo che hai fatto alle aree interne come patrimonio di biodiversità e anche come grande opportunità. Ed è molto vero questo, pensando anche alla dorsale appenninica e anche allo spopolamento della nostra montagna che potrebbe invece trasformarsi in risorsa proprio sulla base di quanto ci hai oggi raccontato, quindi un'altra pianificazione alternativa, diciamo, a questa invece che sta portando in qualche maniera a disperdere un patrimonio di ricchezza e non a valorizzarla. E tornando appunto a Venezia, insistiamo su questo aspetto, avendo appunto la fortuna di avere un professionista dell'urbanistica che ha ricoperto ruoli così importanti anche in seno all'Associazione Nazionale in qualità di presidente. Venezia appunto è spesso al centro del dibattito nazionale e internazionale, l'hai detto prima, è una star internazionale per cui richiama l'attenzione mondiale, ma sembra a volte incapace di cambiare davvero. Quali sono secondo te i nodi strutturali che impediscono alla città di affrontare con coraggio il proprio futuro? Per certi aspetti è anche una cosa positiva, nel senso che la conservazione della città, così come ci è stata lasciata, è un aspetto sicuramente importante. Tuttavia sappiamo che ci sono, diciamo, dei ritardi su questo. Cosa ci puoi dire? Domanda complessa. Si può imparare sicuramente dalla storia. Venezia, come Serenissima, aveva costruito un sistema di relazioni amministrative, politiche, con territori vasti, molto vasti, e riusciva a coordinarli non solo con il suo prestigio ma anche con la sua sapienza, diciamo così, di contemperazione. Certo. Era un organismo complesso, la stessa Poveglia aveva un gran consiglio, cioè di là della laguna, quindi con autonomie e capacità di far crescere appunto situazioni e di gestire nella complessità appunto in maniera molto articolata. La Venezia come città metropolitana è riuscita a esprimersi? No, cioè nel senso è stata un'occasione persa, ed è invece un elemento fondamentale di questo elemento. Di una strategia più globale, perché non può esaurirsi al suo interno. Venezia per sua natura ha bisogno di un vastissimo sistema relazionale che è di collaborazione con tutte le aree vicine. Una collaborazione, ripeto, che ci deriva da una mimesi storica appunto come situazione. Secondo problema molto grande è quello della chiusura delle filiere, cioè è mai possibile che abbiamo eccellenze appunto all'interno della conservazione del patrimonio? Abbiamo l'Istituto Universitario appunto di Architettura, abbiamo un patrimonio da conservare che è gigantesco, dovrebbe essere probabilmente il laboratorio mondiale più grande dal punto di vista della scienza dei materiali e della loro conservazione. Certo. Cioè c'è un laboratorio a cielo aperto, abbiamo un'università scienze ambientali, abbiamo una complessità ambientale gigantesca. Dovrebbe essere questo, cioè, e quindi per esempio ricucire rapporti tra università,
categorie economiche, che ne so, provo a pensare ai pescatori appunto, così come ai mercati, la gestione dei mercati, la relazione con i mercati. Cioè, questa necessità che c'è di riprendere in mano tutti i fili che si sono smagliati e di ricucirli in modo tale da creare una valorizzazione delle importantissime risorse esistenti, manca. E probabilmente, ripeto, uno dei problemi, uno l'abbiamo visto un po' prima, cioè questo che è un po' aver accettato di essere eterodiretta, cioè, purtroppo è al centro di grandi azioni immobiliari, di grandi azioni produttive, di grandi azioni trasportistiche che sono al di fuori appunto della città, e riprendere in mano queste redini non sarebbe male. Seconda cosa, il turismo non è solo una grande quantità di persone che possono creare problemi e così via, no, non è solo quello il problema è che fondamentalmente l'azione economica nel turismo è un'azione sicura, certa, a breve termine, mentre ovviamente puntare su qualsiasi tecnologia nuova, eccetera, eccetera, è un'attività rischiosa a lungo termine e di prospettiva, ma noi dobbiamo prendersi questa leadership, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Quindi la scienza dei materiali, la scienza di gestione dei flussi, la scienza di gestione idraulica e così via. Noi dobbiamo riportarci dentro. Abbiamo queste eccellenze, facciamole crescere. Cioè, sono d'accordo sulla sottolineatura che fai del recupero anche dei saperi tradizionali che si stanno via via nel tempo perdendo, e con questi anche si sta perdendo una tradizione che è peculiare della città e va fatta, diciamo, va fatto un attento esame proprio su questo, anche penso anche alle imprese di costruzioni, sulla conservazione del patrimonio proprio della città d'acqua, della città storica, che ha bisogno di competenze specifiche che sono appunto proprio quelle della città. Nel tuo lavoro hai sempre cercato un equilibrio tra visione tecnica e ascolto del territorio. Tu sei stato anche viaggiatore, nel senso che i tuoi progetti sono stati anche apprezzati in tanti paesi all'estero, e quindi hai sempre associato questa visione tecnica con il dialogo. Quanto conta oggi la partecipazione dei cittadini nei processi di pianificazione? È un po' il tema che riprendevamo, dobbiamo riprendere sì, da prima, cioè giustamente io devo avere un rapporto con la popolazione, perché è un'attività di ascolto, no? Attenzione che però non deve essere un ascolto formalizzato e formalizzante come dicevamo prima, se no è ovvio, io chiedo all'Ascom cosa ne pensa e mi dirà dobbiamo valorizzare il commercio. Beh, grazie, non avevo dubbi. Chiedo alla Coldiretti e dice l'importanza del ruolo agricolo. Sì, grazie, c'è qualcosa. Cioè, questo discorso formalistico e formale è un po' non porta da nessuna parte, diciamo così. Il problema è un altro, cioè quello di dire devo porre io la domanda in maniera tale che possa avere degli stimoli appunto produttivi, appunto, e da incorporare, e dall'altra parte la risposta deve essere una risposta attiva, cioè ovviamente che non oserei dire lobbistica, perché io ho un atteggiamento molto positivo nei confronti dei lobbisti, quelli seri, cioè quelli che mi propongono idee, progetti eccetera. È ovvio che pongono un'attenzione a quelli che possono essere i propri interessi, ma è abbastanza normale che venga appunto questa cosa. Il problema è avere il progetto strategico dietro, quello che dicevamo prima, il master plan, e la visione che mi dice sì no appunto come indicazione. Quindi questa rete di ascolto che va appunto dall'ultimo dei cittadini alla prima delle categorie associative al lobbista deve essere permanente, deve essere un tavolo permanente su cui appunto ragionare. Da questo punto di vista l'esperienza sudamericana mi ha dato un grande aiuto. Io vedo che il Sud America, con tutti i suoi limiti ovviamente, ha una grandissima attenzione nella partecipazione, ma anche a tutti i livelli. Una delle esperienze più divertenti della cosa è proprio come spiegare un master plan alle classi elementari.
E allora bisogna trasformarla in gioco, no? Appunto, e allora ti trovi tutti questi bambini che corrono, attaccano post-it, che cominciano a elaborare, e le idee che vengono fuori sono estremamente interessanti. Ma anche qua a Venezia una volta abbiamo fatto un'esperienza di riprogettazione dello spazio pubblico intorno a una scuola, per dire, avevano due, effettivamente fantastici, a parte le maestre terrorizzate dal fatto di avere tutti questi bambini per strada in maniera incontrollata, ma è stata un'esperienza bellissima, perché il loro entusiasmo, la loro capacità di cogliere, la loro capacità di trasmettere è estremamente più rapida dei nostri poveri cervelli che sono un po' addormentati. Non c'è dubbio. Stiamo andando alla conclusione di questa puntata. Abbiamo ascoltato il dottor Alessandro Calzavara, che ci ha un po' raccontato la storia dell'urbanistica veneziana, e molte delle sue riflessioni hanno caratterizzato un po' lo sviluppo anche territoriale della nostra città. Se dovessi rivolgerti ai giovani, quindi a un ragazzo di quarta, quinta superiore che si sta orientando verso la scelta universitaria, e anche ai giovani che oggi iniziano un percorso più generale nei temi del territorio e dell'ambiente, posto che c'è una grande sensibilità da parte delle nuove generazioni per questi aspetti così importanti. Cosa ti sentiresti di dire a conclusione di questa puntata? Qual è secondo te l'atteggiamento giusto per contribuire davvero al cambiamento? Beh, intanto ovviamente sottolineare molto l'importanza di quelle che sono tutte le università che hanno a che fare con territorio e ambiente. Sicuramente è una scelta difficile, è una scelta. Una volta mi aveva detto Alessandro: se credi di fare i soldi con questo mestiere, scordatelo, fai l'architetto che è meglio, ma è un altro paio di mani. Ma la capacità di soddisfazione che hai nella gestione di questi flussi è particolarmente importante, ma soprattutto perché considero tutte queste università, soprattutto se si mantiene appunto questo livello di master, come una forma di scuola di pubblica amministrazione. Io ho sempre pensato a questo, cioè la gestione, pubblica amministrazione nel senso di gestione della cosa pubblica, certo. No? Quindi ti porta ad avere un'ottica completamente diversa e molto più vasta, e quindi certamente sono professioni del futuro, sono professioni di cui abbiamo grande bisogno, ma soprattutto di mantenere un atteggiamento anche positivo. Una delle caratteristiche che vediamo è quella della normalizzazione, purtroppo, che avviene anche all'interno dell'università. Siamo in una specie di si dice sempre lascia spazio ai giovani, però poi non ci riesce mai, e invece abbiamo bisogno di tutta, chiedo scusa la citazione di Gramsci, di tutto il vostro entusiasmo e di tutta la vostra intelligenza per questo, e quindi cercare di essere curiosi, di essere attivi, di essere parte propositiva appunto ed attiva all'interno di una società che non permette quasi mai queste cose, oppure le limita appunto a momenti di ascolto che sono assolutamente superficiali. Questo, cioè mantenere l'entusiasmo e la vitalità. Ci siamo trovati di recente a dover cambiare dei sensori, ci siamo rivolti appunto a un'azienda e ti viene giù il CEO per spiegare, perché è la prima volta che facevo una commessa dalla Svezia, e ti trovi davanti a un CEO di 25 anni, che lavora in un'azienda, che ha fondato questa azienda innovativa, che è in grado di trasmettere tutta la sua intelligenza e tutto il suo entusiasmo giovanile in un mercato globale, e questo, ripeto, purtroppo da noi non è così semplice, però dobbiamo andare verso questo indirizzo, perché ormai i nostri neuroni a 30 anni cominciano già a invecchiare, quindi dobbiamo probabilmente... E sono d'accordo, il richiamo sul richiamo che fai, e quindi un coinvolgimento maggiore rispetto alle potenzialità dei giovani, che altrimenti tanti giovani italiani, ragazzi brillanti,
lasciano il paese perché trovano maggiori opportunità all'estero, e questo è un grande aspetto negativo. Ringraziamo il dottor Alessandro Calzavara per le interessanti riflessioni in questo dialogo, in questo bel dialogo di questa puntata. Abbiamo affrontato con lui temi centrali per il futuro di Venezia: la fragilità ambientale, la complessità urbanistica, le opportunità europee e il ruolo delle persone che operano con competenza e passione sul territorio. Quello che emerge è chiaro: Venezia può cambiare, ma solo se torna a pensarsi come una città viva, vissuta, capace di pianificare con lungimiranza e non solo di reagire alle emergenze. Nowhere to go. Now you're here